Ben ritrovati dalla redazione. Con il suo ennesimo inaccettabile voltafaccia, Varzi ha dichiarato il licenziamento di 300 lavoratori della produzione e la precarietà occupazionale di 600 lavoratori del service e per questo motivo i sindacati dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra hanno convocato un'assemblea di fabbrica che si terrà domani alle ore 14. Una decisione che è stata presa in modo unitario tra le sigle, anche se non sono mancate divergenze in merito alle tempistiche della reazione sindacale. Al di là dei diversi approcci, il giorno dopo la fumata nerissima che di fatto ha spazzato via le già poche speranze di prorogare la cassa integrazione per i dipendenti, la Triplice organizza il dissenso, prepara l'ennesima battaglia. Non è escluso che si arrivi a dimostrazioni di piazza intese come corteo o manifestazione di protesta fino all'ipotesi più radicale dell'occupazione dello stabilimento. Una nave da carico battente bandiera Antigue Barbuda e ormeggiata presso il canale navigabile del porto di Trieste è stata fermata dalla Guardia Costiera giuliana a causa di numerose violazioni in materia di sicurezza e gestione del personale di bordo. Nel dettaglio, l'operazione condotta a bordo di Angelo, questo è il nome della nave, dagli ispettori ha riscontrato ben 19 gravi irregolarità. La nave è tenuta adesso a ripristinare le condizioni di sicurezza. Un operaio sulla Trentina è stato trasportato all'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118 dopo un incidente sul lavoro avvenuto all'interno dell'ex ferriera di Servola. L'episodio è avvenuto ieri. L'operaio stava lavorando su una scala quando per causa in corso di accertamento è caduto a terra da un'altezza di circa 1,5 metri. Nell'impatto al suolo l'uomo ha riportato una frattura scomposta ad un'arte inferiore. Sul posto, oltre i sanitari intervenuti con ambulanza, anche i vigili del fuoco, la guardia costiera e i carabinieri. L'artista tedesco Günther Demnig poserà 13 nuove pietre d'inciampo a Trieste per ricordare altrettante vittime della persecuzione nazifascista. Lo annuncia il Museo della Comunità Ebraica di Trieste Carlo e Vera Wagner. L'iniziativa, che si terrà martedì 16 gennaio, è a cura della Comunità Ebraica di Trieste, con la collaborazione del Comune di Trieste, l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e la partecipazione del Liceo Classico Linguistico Francesco Petrarca. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo sereno con gelate notturne su gran parte della regione. Sul Tarvisiano possibile la presenza di nubi basse a fondovalle, sulla costa bora moderata in attenuazione nel pomeriggio. Temperature massime in decisa ripresa, lo zero termico in rialzo fino a 1800 metri circa nelle ore centrali della giornata. Temperature minime in pianura fra -4 e 0 gradi, le massime fra 7 e 10, sulla costa minime fra -1 e +3, le massime fra 6 e 9 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.